Buongiorno a tutti, benvenuti, vi ringrazio per la vostra presenza. Innanzitutto consentitemi di manifestare tutto il mio orgoglio per quella che è una lista che io ritengo una lista veramente di qualità. Lo si è capito già dai primi interventi, dalle persone che mi hanno anticipato. Quest'anno insieme al mio collega Pietro Rambuschi abbiamo fatto un ottimo lavoro, abbiamo cambiato 10 elementi su 20 di questa lista e abbiamo cercato di creare la squadra migliore per sostenere il progetto amministrativo di Angelo Tavolo. Io sono convinto che oggi noi siamo sulla buona strada per conquistare il comune di Portogruaro e per dare a Portogruaro il cambiamento amministrativo che attende da così tanti anni. Sono qui come consigliere provinciale e mi candido alle elezioni comunali di Portogruaro. Ci tengo anche a spiegare perché lo faccio. Come dicevo, perché ritengo fondamentale, doveroso, dare il mio contributo al progetto amministrativo del centrodestra e alla candidatura di Angelo Tavolo a sindaco di Portogruaro. E in secondo luogo, perché in questo modo voglio essere ancora più incisivo nel mio ruolo a Ca' Corner, a Venezia, laddove io rappresento, prima di tutto, il mio territorio di appartenenza, la città di Portogruaro che mi ha votato. Per entrare un po' nel vivo della discussione, dell'argomento, di quella che è la prospettiva amministrativa che noi ci diamo, io sono andato a cercarmi ieri una vecchia fotografia. In questa fotografia è rappresentato il capannone della fabbrica Expert Fosfati. Questa foto l'hanno scattata nel 1992 alcuni ragazzi dell'allora Fronte della Gioventù. Io ero uno studente universitario all'epoca e facevo politica giovanile, come sempre con passione. All'epoca noi avevamo posto il tema amministrativo della fabbrica Expert Fosfati. Ebbene, abbiamo rappresentato in questa fotografia un capannone che sta ancora lì oggi, a rappresentare con questo scheletro, con questa sua vecchia struttura, secondo me, in modo estremamente simbolico, l'immobilismo di Portogruaro in tutti questi anni. La foto è stata scattata nel 1992, ad oggi, lo ricordo, l'area Expert Fosfati è stata acquistata nel 1996, sono stati investiti 10 milioni di euro di denaro pubblico per la riqualificazione, il risanamento, la bonifica, il risanamento, la riqualificazione di questo comparto, con l'obiettivo di restituirlo ad un utilizzo pubblico. Ebbene, ad oggi non siamo ancora arrivati al ritorno sull'investimento. Non è ancora stata restituita alla città questo spazio. E quello che è ancora più grave è che è stato evidenziato all'interno del nostro programma amministrativo e che c'è stata anche una cattiva impostazione della visione di questo comparto strategico per Portogruaro. Noi nel nostro programma lo abbiamo definito una porta, deve essere una porta di Portogruaro verso i territori vicini, verso l'Europa, verso il mondo. Il suo ruolo e la sua valenza sono strategici, ma devono essere in qualche modo ricollegati, ricondotti ad un utilizzo maggiormente pubblico. Non è concepibile un master plan come quello che è stato presentato e portato avanti in questi anni, che prevede per l'ennesima volta, e l'ho ricordato bene prima il nostro candidato sindaco, cubi, cubi e cubi. Sono previste delle 4 torri che sono più alte dei capannoni stessi. Questa la gente non lo sa. Per quale ragione è stato deciso di investire, richiamando l'utilizzo e la valenza pubblica che ha quell'area, è stato deciso di investire così tanto denaro pubblico per poi arrivare a questo risultato? Ebbene, noi crediamo che sia giunto il momento di cambiare, di fare un salto di qualità. E sono contento che all'interno del nostro programma amministrativo questi aspetti siano ben evidenziati. Oggi lo possiamo fare solo per cenni, ma siamo pronti a confrontarci con voi sulle singole questioni. E vorrei mettere in evidenza un altro aspetto che mi ha colpito della campagna elettorale di questi giorni. Ci è arrivata a tutti quanti la comunicazioni elettorali di vario tipo. Bene, Bertoncello oggi si presenta alla città di Portogruaro parlando di rilancio della città, di cambiamento, di salto di qualità. Con quale diritto lui, che da 20 anni insieme al centro-sinistra amministra Portogruaro, si permette di rivolgersi alla cittadinanza?
quello che noi siamo, o meglio, quello che noi oggi non siamo, la città che tutti amiamo, è stata ricordata prima dai miei colleghi, ha una sola responsabilità politica, politico-amministrativa, che è del centro-sinistra. Bertoncello oggi sta tentando in tutti i modi, a mio avviso inutilmente, di rifarsi una verginità politica che lui non ha. Il nostro sfidante è assessore, è in giunta, cioè laddove organo esecutivo del comune, laddove si prendono le decisioni, laddove si decide quale futuro, quale identità dare alla città, è in giunta dal 1991. È stato assessore alle attività produttive, abbiamo parlato di diritto al lavoro, di diritto a fare impresa, è stato assessore alle risorse umane e alle organizzazioni interne, è stato assessore ai lavori pubblici, è stato assessore ai lavori pubblici ed infine è stato sindaco. Ripeto, quello che noi oggi siamo, ma soprattutto quello che oggi non siamo, è solo loro responsabilità. Ci chiedono anche in campagna elettorale un voto libero. Francamente, avendoli conosciuti in questi 10 anni personaggi, mi riesce difficile associare la parola libertà, che è ben richiamata nel nome del nostro partito, con queste persone. E vi spiego perché. Mi ha colpito molto, studiando gli atti amministrativi di questo comune, una delibera di giunta. Per essere precisi, la numero 148 del 4 giugno 2009. 4 giugno 2009 significa che noi eravamo già in campagna elettorale. Voi sapete che il Consiglio Comunale viene sciolto anzitempo e che l'organo esecutivo comunque continua a procedere nell'attività amministrativa e a deliberare laddove c'è la necessità di fare degli interventi urgenti, motivati, che hanno un carattere ben definito, che deve servire alla città. Ebbene, a ben guardare questa delibera di giunta leggo: ex centro anziani di via Stadio, concessione ad associazioni varie, approvazione schemi di convenzione. Me la vado a vedere per bene la delibera. Cosa hanno fatto in campagna elettorale i nostri amici del centro-sinistra? Hanno pensato bene di assegnare i locali, gli immobili dell'ex centro anziani, lo conoscete tutti, quello che si trova, per intenderci, dietro lo stadio, locale che era già stato promesso a più e più associazioni di carattere sociale. Ebbene, questi locali sono stati assegnati a 2 associazioni a caso: l'associazione Sagitta Bike e l'associazione dei cacciatori, la Federcaccia. Ma quello che più mi ha stupito è chi sono i soggetti che hanno sottoscritto questa convenzione. I 2 presidenti, uno per la Sagitta Bike, il dottor Andrea Costa, oggi capolista della lista cosiddetta Cittadini per Bertoncello, e uno, il cavalier Dino Filippi, capolista della lista dei socialisti. Questa è la libertà che hanno le persone di decidere, di vivere a Portogruaro. È più giusto parlare di lista amici cittadini per Bertoncello o della lista favoriti per Bertoncello?